E ora il momento della commistione, se così si può dire, tra musica e poesia. Invitiamo infatti Laura Leontini, la cantante, a declamare la poesia Stizza assieme ad Alessio Patti, mentre il tecnico ci darà la base musicale. Se tu fossi stizza di lacrima, la rossura di lume cori dei visti, linfa cavagna chi d'una vita. Se tu fossi stizza di mari, dassi sapori alla menuda pedi e mi sciaccanciassi da specchio di una. Se tu fossi stizza di sangue, di rubino colori, io fossi lava cuccetti, cori cabatti e canoventi, ma tu non si stizza, lacrima, mani, sangue, solo ieri d'apparenza, ciapuleri, sibillino, mistero, senza passioni, stiglioso, dizio, che ti credi, mascolo sopra, allume rosso, rifugio d'amore. Solo ieri d'apparenza, ciapuleri, sibillino, mistero, senza passioni, stiglioso,
Abbiamo ascoltato allora la poesia Stita di Alessio Patti e la musica, l'avete letto anche lì, del maestro Gino Anselmi. Quindi anche questa è un'altra modalità per comunicare con coloro che amano la poesia, il suono, la musica. E proseguiamo adesso con la poesia Millimano, che sarà recitata dall'attore Franco Leontini, un grande maestro del teatro, sì, un regista, attore sopraffino, che molti conoscono, ma che chi non lo conosce saprà apprezzare anche questa sera. Grazie, molto gentile, gentilissimo. Non mi merito tanto, comunque. Prego. Che quindi e ti scippai nelle mani che volevano succeire di un casto gioco d'amore. Te le vedrai in tempo, o mimosa, dello grigio fumo dell'odio ed inferno e fuoco del dannate. Salime brazza e ora lo torre paro, nel mio giardino lo talamo profumato, non ti puoi risettare. Già, che ti chiantai una rosa bianca per far riposare la tua arma. Costruì una ferragna per non giocare le tue capiglie di seta. Lasciai venere una fauna perché ti sentissi intanere. Da ogni ciacca misi una luce perché tu non fossi mai all'oscuro. Ogni frutto delizioso piantai perché ti deliziassi. Acqua fresca te l'hai del pozzo perché bagnando tu possa vivere di sostanza di vita. Oh, diletta carosa, nelle mani nere per chiaro penno per afferrarti e per suggerire dal nostro puro gioco d'amore. Al nostro puro gioco d'amore. Millimano, poesia di Alessio Patti con Franco Leontini. E introduciamo il secondo video poesia di Alessio Patti, Ishtar, la dia dell'amore. Il tecnico può dare inizio all'esecuzione del video. Qualcheduno m'ascolta, non sogno a di manneri, liberatemi di stu nascio di sita. Guardati come scinni dovelluto di da sua spadduzza beggia e delicata, mentre io sdigno la mia bocca che mi rende muto e la mia arma che mi leva ciato. Qualcheduno m'aiuti, liberatemi di sta comarca di pensieri e di sta metaliata che la vita insolenti rosa caricare di sbrio li suoi pampini e senza soggezioni sportusare gli occhi miei. Qualcheduno trasissi in sta mia intimità e non dassi carità a iscitar la dia dell'amore, né provassi pena pida perché mai nutto sfui alla sua ubiquità. Quale intensità, quale profondità e quale bisogno di comunicare in questa poesia. E adesso io
passo il microfono all'autoressa Santina Russo, che introdurrà l'avvocato Enzo Faraone e poi il dottor Santino Mirabella, lasciando la libertà di parola. Mi raccomando, non oltre 8 minuti. Abbiamo l'orologio puntato. Casomai 8 minuti e 10 secondi, questo le concedo io. L'avvocato Enzo Faraone del Foro di Catania è fine professionista e cultore delle radici storico-letterarie siciliane ed è una persona profondamente impegnata nel sociale. Con l'ADAS, associazione no profit per la difesa dell'ambiente e della salute, che promuove e sostiene la ricerca medico-scientifica finalizzata allo studio del rapporto tra inquinamento ambientale e patologie conseguenziali, realizza di combattere contro ogni forma di emarginazione e isolamento in favore degli ammalati di patologie ambientali. Introduco anche il dottor Santino Mirabella, giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, è un grande appassionato di teatro, letteratura e poesia, autore egli stesso presente in numerose antologie di poesia e narrativa. Tra le sue pubblicazioni più recenti, come Qualsiasi delle ombre e Finché logica non ci separi, opera di aforismi. A Natale 2011 pubblica l'opera biografica su Tuccio Musumeci dal titolo In scena, conversazione con Tuccio Musumeci, la cui prefazione è stata curata da Pippo Baudo. Il rapporto dell'avvocato Enzo Faraone e del dottor Santino Mirabella con l'autore Alessio Patti si instaura attraverso il loro comune interesse per la Sicilia e le sue radici, per l'arte e la poesia, nonché tramite una sincera e rispettosa amicizia. Invito quindi qui Santino Mirabella e l'avvocato Enzo Faraone. Ma alla produzione di questo straordinario volume di poesie che parla a ciascuno di noi, perché parla all'anima di tutti. Ho conosciuto Alessio attraverso una delle sue preziose e pregevoli creazioni e mi ha attratto tantissimo la sua capacità estetica di riuscire a unire, come giustamente è stato poc'anzi osservato, immagini, musica e parole che entrano nel profondo dell'anima. E questo è qualcosa di notevolissimo e me l'ha fatto conoscere una amica del Nord. Una amica del Nord, scrivendo, mi disse: ma a Catania avete un grande poeta che io apprezzo. Io sinceramente non avevo avuto modo di apprezzare Alessio e rimasi sbalordito e mi piacque talmente tanto che senza altro indugio mi misi in contatto di Alessio perché volevo conoscerlo. E con la condivisione di un po' di pane e olive, una sera a casa sua mi ha messo a parte della sua terra di dentro e da qui è nata un'amicizia che non tiene conto di frequentazioni, mancanze, assenze, perché sappiamo che ci siamo. Una capacità di voler stare insieme al di là dello spazio e del tempo, ma uniti da qualche cosa che ci riunisce, da qualche cosa di magico che ci lega. E quando mi parlò che voleva realizzare un libro, io tentai di dissuaderlo dicendo: Alessio, tu sei straordinario con le tue videopoesie. Oggi un libro di poesie è buono soltanto come zeppa se c'è un tavolo che traballa, perché nessuno è disposto a prenderlo, a leggerlo, ad amarlo come si conviene. Produci uno dei tuoi straordinari prodotti. Ma lui diceva: no, il libro è fondamentale perché la parola è magica. E quando mi mandò la prima bozza via internet, io
cominciai a comprendere che cosa voleva effettivamente Alessio. E mi stupì quando addirittura pretese, perché lo pretese, che io ne facessi la prefazione. E non nascondo, nella prefazione ci sono due date. Quando gli avvocati dicono sarò breve. 20 febbraio 2012, 5 marzo 2012, in quei 15 giorni Alessio stava sulle spine e io non sapevo che cosa scrivere. Non sapevo che cosa scrivere perché temevo che di cimentarmi in qualcosa di più grande di me. E in quel tempo io non è che ho scritto quello, perché quello l'ho scritto soltanto il pomeriggio del 5, dell'ultimo giorno, come accade sempre, perché avevo scritto tante cose e le cestinavo, perché non ritenevo che potessero effettivamente essere messe come introduzione di un libro. Alla fine, rotto ogni indugio e sentendo che Alessio mi diceva scrivi tutto quello che tu senti, andrà bene, ho scritto quello che non vi cito perché se qualcuno se lo vuole leggere se lo leggerà. Una cosa sola desidererei poter fare, invadendo il campo degli artisti. Leggere qualcosa che attiene alle sincronie, perché questo libro è fatto di sincronie. Data la pagina 91, Eden, che raccoglie pienamente quello che è stata la impressione prima che io ebbi di Alessio quando io lo conoscevo. E mi ha dato veramente molta impressione. Che scapito del paradiso! Bastò un solo atto ingiurioso di saccenteria e di disio di granizza per farmi affossare tutto in già l'abisso di un rovino male, in già le scacchioni della fatica e del dolore. Eden, non t'assutare. Illumina ancora perché fino a quando accenna sta terra sull'uomo buono il più premio merita la tua Maria. Molti di noi non hanno mai creduto o hanno smesso di credere alla favola biblica della cacciata dell'Eden, ma sicuramente tutti noi siamo perfettamente d'accordo che la saccenteria e il desiderio di grandezza non soltanto rovinano chi li porta come peso di piombo addosso, ma tutti gli altri con cui ha a che vedere. E basta soltanto che l'uomo si emancipi da questo e sia buono, l'uomo buono, che merita sicuramente, qualunque sia la sua vita, questo momento che è l'Eden, che poi alberga nel suo cuore e non cessa mai di esistere. Ciascuno di noi sicuramente, e sfido chiunque a dire che non abbia mai sofferto nella propria vita e che non abbia mai versato una lacrima. Probabilmente tante sofferenze che stanno alla base di questo libro consentono di lenire quei tanti dolori dell'anima che stanno dentro di noi e consentire a noi stessi, anche per un solo momento e in una giornata, di trasformare o di avere l'Eden nel cuore e quindi la bellezza e sorridere. Grazie. Vabbè, guarda, non gli rigetto niente, può anche andare bene. Io mi ricordo quando ho conosciuto, prima di Alessio ho conosciuto la voce di Alessio, della Santina, russo, durante la manifestazione della Biblioteca d'Oro, e Alessio quel giorno non era potuto venire, allora avevamo, diciamo, una sua poesia che si sentiva nell'aria. Io non lo conoscevo, né di nome né di poesia, non lo conoscevo. Conoscevo Antonello da una vita attraverso il tribunale, ma non avevo avuto modo di conoscere Alessio. Sì, infatti. Ma la cosa particolare che mi rimarrà per sempre impressa è che intanto c'era un'acustica perfetta, e questo è importante ovviamente,
E all'improvviso iniziò ad alzarsi la voce delle liriche di Alessio, come se all'improvviso, avete presente negli spettacoli quando si fanno gli effetti scenici ed esce tutto un fumo colorato e quindi si crea un'atmosfera completamente a sé stante. L'atmosfera in realtà non c'era nessun trucco scenico, era la voce di Alessio e la sua poesia, cioè si creò un momento tale di emozione che ci fu il silenzio totale, le mosche probabilmente si saranno messe in aria e si saranno fermate. Fu un momento, veramente classici momenti magici, quelli che poi in qualche modo uno si ricorda tutta la vita. E ci fu questa situazione veramente eccezionale e irrepetibile. E poi io alla fine della manifestazione andai da Santina per informarmi meglio di questo poeta che io non avevo modo di conoscere, e seppi poi infatti il legame con Antonelli. Insomma, fu tutta una cosa che scoprì dopo, proprio appassionato ed emozionato da questa voce che si era sparsa nell'aria. Ho avuto così la possibilità di conoscere la persona, e non dico che è più bello di conoscere le sue parole, è bello tanto quanto conoscere le sue parole, e non è una cosa sempre che si può dire sempre, come mi è già capitato di dire qualche altra volta. Delle volte ci sono dei grandissimi artisti che fanno delle bellissime cose artistiche di varia natura, possono essere poesie, libri, canzoni, qualunque cosa, e poi scopre nell'artista l'uomo piccolo o l'uomo antipatico, insomma l'uomo che non risponde minimamente alla sua arte, che evidentemente ha una vita parallela, la sua arte che spreggiore dagli altri e poi una vita che con l'arte non ha nulla a che fare. Di Alessio quello che colpisce è l'assoluta contiguità, essere la stessa identica cosa tra Alessio e la sua arte, perché la poesia è una cosa ovviamente molto, molto difficile, molto rara, perché pensiamo, siamo tutti qua in questo momento e stiamo parlando di poesia, pensate quante bellissime video risse stiamo perdendo in televisione in questo momento, pensate quanti disastri si sta facendo alla cultura, non dico per forza alla cultura alta, anche alla cultura media, anche solo alla buona creanza, non parliamo nemmeno di cultura, parliamo della buona creanza, della buona civiltà, in questo momento in una qualsiasi televisione. E siccome noi siamo soggiogati da quello e non da questo, il fatto di esserci estrapolati dal mondo in questa situazione così di silenzio, dove stiamo solo parlando di poesia, è un fatto, non è unico, grazie a Dio, però purtroppo è un fatto raro. Quindi la bellezza di tutta questa situazione sono quei momenti che noi dobbiamo sempre sfruttare, qualunque impegno noi abbiamo, qualunque situazione, quando ci sono occasioni come queste, e quelle di Alessio le meritano tutte, sono delle occasioni che veramente è un delitto, dovrebbero metterlo come reato, un delitto perdere occasioni come queste, perché sono quelle occasioni che ci fanno uscire con i polmoni pieni di ossigeno, e di questo ossigeno abbiamo bisogno. Perché le parole di Alessio, tra l'altro, non sono solo parole in sé per sé belle, ma sono parole che hanno colpito un po' dappertutto. Ci sono stati anche grandissimi attori, c'è Paolo Ferrari che recita pure le liriche di Alessio, insomma ci sono stati molti attori anche di livello nazionale, tra i più famosi che hanno letto sempre e sono sempre rimasti colpiti da Alessio. Quindi la bellezza di approfondire sempre tutto ciò che lui crea è solo da poco pubblica, solo da poco rende edotti a tutti noi, e quindi è un piacere. Quindi io sono contento di averlo conosciuto, contento di averlo letto e contento di essere qui a dirlo. Grazie. Enrico, ti prego. Tanto grazie di questo grande onore che tu mi rinnovi quasi quotidianamente con la tua amicizia. Già mi hai reso felice quando mi hai chiesto di trasferire attraverso la tua bellissima opera Piccolo Sacramento alcuni miei pensieri nei tuoi confronti, e tu sai che non solo ti stimo per la persona profonda che sei, ma soprattutto per quello che ci riesci a trasmettere a tutti coloro che ti ascoltano attraverso le tue poesie. Io tempo fa ti ho detto che ti vedevo come un filosofo religioso, perché in tutto quel contesto, quella bellissima poesia, c'era tanto amore. Io ho collegato un elemento fondamentale in un progetto dove l'amico Alessio diceva che Dio e l'uomo appartengono ad un unico grandissimo progetto, dove a fare le fondamenta di questo progetto è un elemento importante, è l'amore, perché Dio è amore. Grazie Alessio, grazie per questo messaggio.
Abbiamo ascoltato con grande attenzione, con grande interesse i due interventi dell'avvocato Enzo Faraone e del dottor Santino Mirabella e anche l'ulteriore conferma della stima che il dottor Pappalardo, sindaco di Santa Venerina, ha nei confronti del nostro carissimo Alessio Patti. Tutti sono stati nei tempi, quindi le ringrazio, non sono presi neanche i 10 secondi che avevo concesso in più, quindi siamo a posto. E allora riprendiamo, però le ultime parole che ho sentito, quelle del dottor Enrico Pappalardo, mi hanno fatto pensare a un passaggio di una poesia di Gibran, il poeta libanese, il quale dice: quando ami, non dire che hai Dio nel cuore, ma dici che sei nel cuore di Dio. Adesso chiamiamo in causa un'altra bravissima attrice, Carmela Trovato, che trovate già lì, pronta per declamare la poesia Nuco. Anche lei ha una importante carriera teatrale e che ha svolto sempre con grande professionalità, amando il teatro siciliano in modo particolare. Quindi ascoltiamo Nuco mentre il tecnico prepara le immagini. No, certe volte è l'uomo a casciare, rendendo il corpo scippato della forza della vita. A altre volte non si diventa l'uomo già la carne, ma dentro lo spirito, onde si ci può cadere senza lasciare segno e ne impronta. Ciadere, ingannare, maledire. Formano la fauce che è vera la nostra carità. Chiamiamo lo stesso Alessio Patti, che declamerà la sua poesia Sta sui città, mentre il tecnico proietterà le immagini relative. Alessio Patti, applauso. Sta società è fausa, accavalcano poteri per nutrirsi e per abbeverarsi dello sangue dei giusti, dei suoi sentimenti che hanno accalzato e ad ogni scarsezza dice. Sta società è angariosa, avvenisce con senza ammaestramento coloro che è massato noscioso, d'una mocconi amari a cui è scicato un talocorio e sopra ogni cosa lo priva d'amore. Ecco la vergogna, la lagna caiorda delle grandi che spoggiano e assassinano la miseria umana. Non ha mai fine. Che forza di denuncia, che non è retorica e che non è assolutamente un'operazione didascalica, ma viene fuori proprio dal bisogno di salvaguardare i valori umani più profondi anche dell'ultimo degli uomini. Chiamiamo adesso un altro bravo attore che è Franco Cannata. Franco Cannata, attore di teatro ma anche regista teatrale, e ha lavorato anche come sceneggiatore
di opere liriche al Teatro Massimo Bellini di Catania. La madre era già nell'ambito del teatro, recitava con Rosina Anselmi, quindi in famiglia c'è stata una tradizione molto grande riguardante il teatro. Franco Cannata legge la poesia Forti Turbamento, anche in questo caso proiettiamo le immagini. Betta da nurbare, di menno la luce la topette, e l'occhi to, su da così inzunzate di cielo, che ogni stella si ci adduma per fare ciamme. Le domilluzze, come granate colorate, profumano di primavera, e dice anche to, su da così fini e delicati, che ci ascinono, ogni uomo spinna, e non l'amica. Da di puma rosa e giocchiaruti, fatte di neve e di vino scarlato, che io, senza nulla annariamento, voglio tenere scitte in tra le mani, da sta per cantata essenza sentimentosa, e in da sto forte gli annigati turbamento. Anche questa poesia ci fa cogliere un altro aspetto profondo del vissuto del poeta e dell'uomo. Il programma prosegue con un'altra videopoesia di Alessio Patti, una poesia che so che piace a molti, ma io di che è dedicata a tutte le mamme, dice Alessio, certamente, ma io di che? E il video poesia che ora va in onda. Lo primo oceano, figlio d'arma mi feci, ciato e essenzia. Lo secondo di anco colore, nutricò di nettare la me bocca. Lo terzo, di carezzi la me faccia. Ma io di che, vecchio e fracco oceano di tenerezza, fondamento ancora e spirito di vita, sopra duiazzo a pascere l'ore e di bellezza a trattenere i ricordi. Travalgo con docizza lo tuo sonno, mentre m'allato. E tu non sai che t'ammiro come t'ammirai lo primo giorno della vita. Oh ma, t'amo, lassa cacciuzzo le tuoi capelli anche, che t'accarezzo la faccia, do mentre lo tuo sonno accarezza chi da me. Vaso a tia, paradiso senza fini, rosa senza spini. Il palco della mamma
tutti ed è giusto che sia così. Bellissimo questo momento che noi abbiamo vissuto direttamente dalla nostra postazione, di quanto non abbia potuto fare il pubblico.